E beh, la cura Mazzarri, messo un po' di voce. Ma con gli amici bellini qua, vai, vieni Mario. Grandi! Ce l'abbiamo fatta. Poi altri amici bellini che verranno. Ma ne parleremo, beh, ne parleremo. Peppe di grande Peppe. Nicola, la cura Nicola, qua non la cura Mazzarri. Polli, vieni qua. Polli, vieni qua. Grande Napoli! Guarda che soddisfazione. Allora, io non posso fare un'analisi perché non è che uno può scriversi le cose quando ci sono gli amici, eccetera, eccetera. Però, se non facciamo il copyright strike, perché sennò rischiamo brutto. Valentino! Signori, la cura Mazzarri funziona? E i pronostici sui football funzionano? Ah già, ma mi stavo scordando. Queste cose funzionano? Queste cose bene. Bene così, bene. Allora, è importantissimo, sapete perché? Perché comunque, al di là di tutto, scontro direttissimo, quindi già importantissimo. Cominciare bene era una cosa fondamentale. Poi nello specifico, se vogliamo andare nello specifico, la partita è infame, una partita tosta, non ti fanno giocare bene. Esatto, mi posso mettere anche la cravatta, E poi... La partita tosta, una partita infamissima. Perché l'Atalanta ti fa giocare male, perché era impossibile. La scelta di Mazzarri della formazione è un po' conservativa, se vogliamo, nel senso non rivoluziono niente, sono gli stessi 11 che avrebbe potuto probabilmente mettere Garcia o anche Spalletti nelle stesse condizioni, però aveva senso perché venendoti a prendere addosso uomo su uomo, se riesci a fare il triangolo te ne vieni, giochi a pallone e così. Se mettevi Simeone, io ero convinto Simeone che ci avevi lavorato, e invece no, ha fatto una scelta ancora Babi. È lei che porta fortuna, è lei. Bravissimo! Bravissimissimo. Bravissimo! Di conseguenza, le scelte logiche, rischiando anche di mettere gente che era un po' stanca, ma Anghissà ha fatto una grande partita. Ora voi nei commenti veramente dovreste dirmi, al di là di quello che può essere l'effetto Mazzarri, che sicuramente più che sul campo come tattica doveva essere di testa, e secondo me c'è stato a vedere anche le reazioni dei ragazzi. La luce che mi prende. Anche sta grande partita. Nel primo tempo la sblocchi anche il mini tacchetto, Rachmani l'aveva fatto, però anche loro invece un fuorigioco nettissimo. Però che va, io godo perché venitemi ancora a parlare di Kvara, riempire l'aria, andare a fare i tagli, fare la punta aggiunta, ed è una cosa veramente emozionante 2 volte per me, perché l'ho potuta vedere qui con gli amici. Slash plus, praticamente, slash plus, no? Ti trovo? Esatto. Di conseguenza, più emozionante che tattico questo commento. Poi domani vediamo di farlo, riprendo un pochino i dati, perché nel primo tempo noi abbiamo creato quelle 3-4 occasioni da gol in un'azione sola, dove onestamente, caro Zielinski, sfondare la porta là, devi sfondare la porta. Però vabbè, il primo tempo si chiude bene, il primo tempo difficile, non era facile. Poi loro e arriva il gol. Purtroppo lì Lookman, io non me la voglio prendere con un capitano che dovrebbe ancora riposare, però lui stacca su Rachmani, ma è capitano che se lo perde un pochino, perché il taglio arriva da là. Poi un po' di sofferenza, ma giusto, ma nostra, più che della squadra nostra, senza dubbio c'è stata. Però anche quando vedi i cambi, ecco, voi mi potreste dire sui cambi, perché il cambio, quando metti Ostigard per Nathan, un cambio logico. A proposito, in bocca al lupo a Oliveira, perché nella felicità della vittoria, ragazzi, perdere Oliveira in questo momento, speriamo che insomma sia più paura, però dal movimento che ha fatto e dalla faccia che ha fatto, le stampelle, la vedo dura, e quindi non abbiamo Mario Rui, non abbiamo Oliveira, e si sta realizzando non la scusa di Mazzarri, ma il dover trovare una soluzione alternativa che sia. Di conseguenza, non stiamo ascoltando questa cosa, è difficile senza i fogli di Garcia. Nel secondo tempo, quando mi metti Ostigard per Nathan ha senso, perché
Nathan era ammonito, quindi aveva senso. Zielinski Cajuste sembra un cambio conservativo. Ora però tu che dici, voglio vedere il pareggio, sarebbe stato benissimo, pareggio fuori casa con questi chiari di luna, secondo me io lo avremmo benvenutato, no? Il pareggio si poteva benvenutare. L'avrebbero santificato a Mazzarri. Senza dubbio proprio. Esatto, perché non ci sono gli equilibri, va bene così, quindi anche il cambio Zielinski probabilmente era esausto, ha recuperato all'ultimo momento. Bello il cambio di Elmas però, chi altro ci mettevi? Garcia ci avrebbe messo Zerbin, si può dire. Però la verità è che doveva andare così, e quel gol Elmas lo fa perché Osimhen esiste, e la caratteristica, improvvisamente vediamo Osimhen senza maschera, prima volta è stata perché chi le ha detto Cavani non ha mai messo la maschera, può essere il nuovo Cavani, sono io il vostro capo, quindi è andata. Elmas come da mio pronostico di football, quindi la prossima volta che io faccio un video di football ve lo dovete vedere, perché così è andata a finire, anche è andata meglio perché lì abbiamo pareggiato col gol di Elmas, e invece questa volta portiamo 3 punti a casa in trasferta vincevamo anche prima, adesso bisogna cominciare a vincere al San Paolo Maradona e serviva una scossa, e una scossa c'è stata. Poi si lavorerà sulle tattiche, perché comunque non è stata una partita bellissima in generale. Il Napoli qualche difficoltà nell'arrivare con il palleggio, però mi è piaciuto Lobotka, a parte il capitano qualcosina. Amir mi è sembrato preciso, in forma, concentrato. Bene Nathan, molto bene Nathan. Juan Jesus ha fatto quello che doveva fare in copertura, non ci possiamo aspettare dall'adattamento di Juan Jesus che vada. Quindi Napoli aveva grosse difficoltà, chi era tornato dalle nazionali, Raspadori ha fatto il possibile, Kvara un pochino mazzate, ha preso le mazzate solite che deve prendere, e molto bene che sia arrivato anche dalla panchina il gol, perché dobbiamo far risalire il morale proprio di tutta la squadra, che adesso si può risentire coinvolta, anche se titolarissimi erano e titolarissimi sono rimasti. È bellissimo. Ok, vabbè, ma il video è finito, quindi siamo... Da Napoli, Valerio Fluido è tutto, lasciate i like. E quanti like? Moltissimo. Assai. Con la community che Almeno 200-300 a persona. è qualche cosa di spettacolare. Io sono emozionato 4 volte, quindi lasciate 4.000 like. Mi sembra il minimo. E poi domani pure l'analisi tattica, amore, domani l'analisi tattica, mi dispiace, ha fatto pure sì. Vabbè, un bacio a tutti, ci vediamo presto, da Slash Plus!